Benvenuti! Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Forse non immagini, ma non è difficile comprendere. L'hanno lasciato in libertà, vive lontano, non è qua. Forse si nasconde in mezzo agli alberi. Vola veloce su di noi, fotografare tu non puoi. Chiede a una farfalla che gli faccia compagnia. Ti abbandoni, liberi le mani, non ti piace stare sveglio, o meglio di così non saremo mai. Ti addormenti, dimmi che lo senti, che ti sta toccando piano piano quanto puoi, come le carezze che non hai. Dicono che non tornerà, ma come lo chiamo ci sarà. Mi aiutava sempre a fare i compiti. Vola veloce su di noi, cosa mi dice tu non sai. Vola raccontando quando non lo sentirai. Ti confonde, dopo ti riprende, quando vuole ti cattura. Sei sicura che non lo vuoi con te? Ti accompagna a mare che ti bagna, come fosse un temporale, sale dove vuoi. Se ci credi forse lo vedrai. Chi sei? Dimmi cosa vuoi. Cosa devi raccontare? Ci sei? Dimmi come sei. Moriremo crescendo. Chi sei? Dimmi come fai a girare tutto il mondo. Ci sei? Dove volerai? Solamente con la fantasia. Non ti piace stare sveglio, meglio di così non saremo mai. Tutti! Chi sei? Dimmi cosa vuoi. Cosa devi raccontare? Ci sei? Dimmi come sei. Moriremo crescendo. Chi sei? Dimmi come fai a girare tutto il mondo. Ci sei? Dove volerai? Solamente con la fantasia. Buonasera a tutti! Buon lavoro Alberto in regia e buona musica
e buon canto al mio amico Luciano Bianchini, bentornato! Grazie, ciao Enrico, ciao a tutti. Oh, che bello averti qui accanto, bel vestito di nero con chitarra rossa, ragazzi, che eleganza, che bello, fa pandan con la mia linea blu che divide, vero, che bello, vero. sembra fatto apposta, ma non lo è. Ragazzi, buon venerdì a tutti, buon fine venerdì, 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, quindi fotografie, ben accette, tutte le vostre foto, quelle importanti della vostra vita. Suggerimenti per noi sono fondamentali. Messaggi con le richieste, Tanti. la canzone che avete dentro l'anima, dentro il cuore. Bene, noi nel giro di 4-5 mesi la facciamo, anche Ecco. meno, no, anche molto meno. Vabbè, a volte ci richiedono delle canzoni che non se ne ricorda neanche più chi l'ha scritta, e quindi non è facile, non è facile. Io ne ricordo qualcuno, Però la Poiana. La Poiana, pensa te che hai dovuto imparare la Poiana, Ah, la Poiana. Tra un po' giocheremo, insomma, faremo tante cose belle in quest'ora, ma adesso tra un po' giocheremo. Lo so che siete lì pronti con il taccuino, ci sono i nuovi indizi. Per chi si fosse perso la puntata di ieri, hanno vinto, all'ultimo hanno vinto l'oggetto misterioso all'interno dello zaino era la maschera. Era una maschera. Quindi c'era, come indizi, c'era decoratore, c'era tante altre cose, acqua, molti ci avete provato, era la maschera. Hanno vinto a Torino. Complimenti a chi l'ha vinto. Questa sera altri indizi, ma adesso diamo ancora spazio alla musica voglio fare un ricordo un po' nel mio modo ad una persona che non viene ricordata secondo me abbastanza, perché non lo so il perché, ma lei era la grande Mimì. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu. Sarà dolore e sempre cielo, fin dove vedo. Chissà se avrò paura, ho il senso della voglia di te. Se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Se cercherò qualcuno per ritornare in me, qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già da sé che non finisce mica il cielo, e se la verità possa restare in questo cielo, finché ce la farà. Non ci sarà chi rida di me, perché io avrò qualcuno
I primi 2 brani, sono contento di dirvelo, arrangiamento made in Enrico Piretti, quindi è tutta farina. Belli. Sì, belli, magari poi a casa qualcuno storge anche un po' il naso per dire ma completamente. Non credo proprio. Se non vi piace, fate una vostra Ma trasmissione. noi poi lo personalizziamo, quindi va bene così. Lucianino, prima di farti cantare a te, Sì. facciamo entrare il vero protagonista ormai di, Sì. di questo mese su Rete 7, in Casa Piretti, in Piemonte, l'ambitissimo, il super ambitissimo zainetto di Rete 7, quello ufficiale. Mo ve lo faccio vedere. Guardate. Cioè ragazzi, guardate che bello. Guardate, c'è anche... Sale anche su, mi sono fatto furbo invece di tenerlo tutto il tempo. Guardate che bello, lo zainetto ufficiale di Rete 7. Come fare? Ormai lo sapete già, magari c'è qualcuno che però si è collegato solo oggi, dice ma guarda che bella trasmissione. Pensate che in questa trasmissione regaliamo anche delle cose, le mettiamo in premio. Questa settimana, come la scorsa e la prossima, c'è lo zainetto ufficiale Rete 7 che potete regalarlo al vostro nipotino, tu potresti regalarlo alla tua mamma, Certo. la tua mamma fa la spesa con lo zainetto di Rete 7. Così identifica Lo anche. metti a spalla e va. Certo, la signora Rete 7, la mamma del Bianchini, come si chiama? Anna, mia salutiamo mamma. Anna, salutiamo Anna che ci sta Ciao, guardando. mamma. All'interno c'è nascosto un oggetto. Adesso noi, Luciano, vieni un po' più, ma resta lì, anche se ti sì. copriamo, pazienza. Regia, manda in onda gli indizi nuovi indizi del nuovo oggetto nascosto qui dentro. Qui dentro, sembro Lino Banfi. Qui dentro. Attenzione amici a casa, Comune, paese, casa, via e numero. Ripeto, comune, paese, casa, via, numero sono gli indizi di un oggetto che è nascosto qua dentro. Attenzione, come fare per vincere l'oggetto? Dovete essere bravi, fortunatissimi e anche un po' svegli, col cervello. Col 378 4080 506 è il numero di telefono per chiamare durante il secondo tempo di Casa Piretti. Non chiamate prima perché non vi rispondo. Però dal secondo tempo in poi mettetevi in lista, che poi magari uno chiama, il telefono è occupato, eccetera. Comunque, comune, paese, casa, via, numero. Ripeto, facciamo ancora un attimo, perché io so che a casa sono lì che cercano il tacchino per scrivere il taccuino per scrivere sopra. Quindi il numero di telefono è sempre lo stesso, 378 4080 506, da non confondere con quest'altro che serve solo per i messaggi. Io direi che ho spiegato tutto anche abbastanza bene. Via con gli indizi, facciamo riapparire Luciano. Vai Luciano, eccolo qua come nuovo, perché adesso tocca a te con un brano bellissimo di Vecchioni, dal titolo Sogna, ragazzo. Sogna. La ragione sta sempre col più forte. Io conosco pochi che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargli alla vita neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vedere. Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna, quando cala il vento ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu.
che brano, ragazzi, che canzone. Lasciami dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto lo giunglo e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un amico, convinto ancora possa vederlo fiorire. Sogna ragazza, sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazza, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, passerà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazza, sogna, piccolo ragazzo, nella mia memoria, tante volte, tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazza, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. Luciano Bianchini, Sogna ragazzo sogna. Adesso parliamo di un progetto che abbiamo insieme, perché io un po' di mesi fa ho telefonato a Luciano, era appena uscito il mio CD, faccio Luciano ne ho già quasi pronto un altro, mi fa sei scemo. Faccio no, non sono scemo, perché mi è venuta l'ispirazione di scrivere in musica dei passi importanti della vita di Gesù. Una bellissima idea. L'altra settimana ho fatto ascoltare una canzone che poi mi hanno super richiesto, ma non c'è sulla puntata, non riusciamo a trovarla, no, perché non è ancora uscito. Però visto che giovedì scorso ho fatto un regalo, gli rifaccio lo stesso regalo oggi, e per chi se la fosse persa dico due parole su questo. Praticamente nei passi della vita di Gesù c'è anche l'ultima cena, e io ho voluto scrivere dell'ultima cena in musica, e fa così un album che uscirà più o meno verso Natale, se riusciamo, siamo un po' in ritardo, ma non diciamo nulla. Eccola qua. 12 piatti intorno al mio, è pronta la festa del mio grande addio. Se il mondo vi odia me per primo, continuate il cammino, vi sarò sempre vicino, vi perseguiranno anche senza di me, vi derideranno, dove è finito il tuo re, nella fede troverete ogni mio beneficio, io sono il Cristo, questo è il mio sacrificio, questa notte è una notte che resta, sedete miei cari all'ultima festa, e tra di noi è un nostro amico, ma per 30 denari lui m'ha tradito, questa notte è una notte che resta, nella
Se Satana ascolti, io lo perdono, come alzato gli storpi, perché siete qui, io sapevo già tutto, domani tocca a voi, niente venga distrutto, per millenni nel mondo di lui si parlerà, Giuda quel bacio alla croce mi porterà. Questa notte è una notte che resta, sedete miei cari all'ultima festa, e tra di noi è un nostro amico, ma per 30 denari lui m'ha tradito. Questa notte è una notte che resta, nel vino il sangue dell'ultima festa, e tra di noi è un vostro amico, ma per 30 denari lui mi ha tradito. Dodici piatti intorno al mio, è finita la festa del mio grande addio. Se Satana incontri, se Satana ascolti, io lo perdono come alzato gli storpi, perché siete qui, io sapevo già tutto, domani tocca a voi, niente venga distrutto, per millenni nel mondo di lui si parlerà, Giuda quel bacio alla croce mi porterà. Pubblicità. Torniamo subito. 3 minuti. Bentornati in questa bentornati in questa seconda parte di Casa Peiretti. Tra un po' andremo a giocare, ma andiamo a rivedere gli indizi, i protagonisti di questa sera. Per vincere lo zaino all'interno c'è un oggetto e quegli indizi portano all'oggetto. Quindi comune, paese, casa, cioè comune, paese, casa, via, numero. Più facile di così, amici a casa. Dai, telefonate al 378 40 80 506. Ma adesso Niccolò Fabi, Vento d'estate. Lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lamento,
Te capì il Bianchini, te sei sfogato, te sei se non mi sfogato. sfogo qui. Allora andiamo a rivedere gli indizi di questa sera sono timidi nel telefonare, ci sono già arrivati i messaggi, ma questa sera, ecco, appena detto, arriva subito la prima telefonata di questa sera, vediamo subito. Pronto, chi sei e da dove ci chiami? Ciao Enrico, sono Tino di nuovo. Tino, ciao Tino, come Ciao, stai? caro. Come stai, amico mio? Tutto bene, sono ancora seduto qua a tavola che sto guardando la tua fantastica trasmissione e lo zaino che spero sia mio. Bisogna vedere, devi indovinare cosa c'è all'interno. Ma Tino, ascolta, Certo. cosa ti Dimmi. piace di Casa Preti? Tu sei uno di quelli che praticamente dall'inizio che ci guardi, e questo ti ringrazio, Certo. è meraviglioso. Ma cos'è che ti piace del nostro programma? Tutto. Tu dovessi descriverlo domani ad un amico. Certo. Con che parole? Allora, simpatia, Mi piace. questa è la cosa basilare. E tanta bella musica, Grazie. tanti begli ospiti, perché ci sono tanti ospiti bravi. Te, la Calucci, Tutti, dai. Valentina, tutti Grazie, indistintamente, grazie. e tutti coloro che vengono poi anche a cantare da te. Allora, E poi è una trasmissione fantastica, bene. molto meglio che il telegiornale. Va bene, salutiamo gli amici di Rai 1. Comune, paese, casa, via, numero, cosa ho qua dentro? Cosa ho nascosto qua dentro? Dai Tino! Allora, secondo me potrebbe essere la carta d'identità. Una carta d'identità? Allora, facci capire come sei arrivato a carta d'identità. Certo, perché comune, c'è scritto sulla carta d'identità comune di Ivrea, per dire. Sì, esatto. Paese, perché il paese è Ivrea. Casa, perché c'è il numero di casa, c'è la via e l'indirizzo. Potrebbe essere, però. Potrebbe? Potrebbe. No. No. Non è carta. No. Ci andrebbe un suono do 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 do. Mi Però è stato dispiace. bravo, È stato bravo, ma non è l'oggetto che ho nascosto qui dentro. Ci riprovi la prossima settimana, promettimelo? Certo, Grazie, tranquillo, Tino. Enrico. Un Ciao, abbraccio a ragazzo. tutti, grazie. Anche ciao. a te, ciao. Aspetta, ho sbagliato pulsante, spero di aver cancellato niente. Ok, e purtroppo non era carta d'identità. Vediamo se c'è qualcun altro che... Ecco, subito un'altra telefonata. Pronto? Chi sei, da dove chiami? Allora, ferma tutto. Sei tu in onda, devi solo abbassare il volume della TV. Ciao, sono Massimo da Carmagnola, ci riproviamo stasera. Massimo, è il tuo momento. Comune, paese, casa, via, numero, cosa c'è qua dentro? Una cartolina, una lettera. Una lettera. Spiegami anche tu da come sei arrivato a lettera. Beh, una lettera è il comune di residenza, dove arriva una lettera, il paese, c'è scritto il paese, la casa, la via, il numero civico. No, non è No. sei stato bravo perché esattamente potevano portare alla lettera, ma non è questo. Riprova. Va bene, ci riproviamo. Alla prossima grazie. settimana. Ciao, grazie. Buona serata a voi, ciao. Buon weekend, grazie amico mio. Abbiamo ancora il tempo per una telefonata, forse, vediamo se arriva al 378 4080 506. Non siete timidi, indovinate cosa c'è all'interno dello zaino. Vediamo un po' se arriva la telefonata, altrimenti continuiamo con la musica. Sì, arriva subito. Pronto? Chi sei? Da dove mi chiami? Ciao Enrico, siamo Luca e Daniela da Ceva. Luca e Daniela da Ceva. Ciao ragazzi. Allora, siete pronti a giocare con me? Ma più o meno, in realtà siamo contenti di riuscire a parlare con te, quindi non siamo preparatissimi sull'oggetto. Vabbè, a me fa piacere lo stesso, però provateci, dai. Comune, paese, casa, via, numero, cosa c'è nascosto qui? Ma noi abbiamo pensato a un navigatore satellitare Sì. perché un indirizzo, l'unica cosa, eravamo più o meno allineati col pensiero degli altri, ma la casa non ci tornava, invece sul navigatore c'è l'indizio casa. Sai che poteva essere, ma non è. Pazienza. Però sei stato bravo, non ci ho pensato io, perché quando io faccio questo giochino qua e credimi è molto difficile mettere insieme delle cose non così scontate che portano all'interno di un oggetto, non avrei mai pensato al navigatore. Bravo e ancora bravo, grazie per aver giocato con noi, un saluto Daniela. Ciao, buona serata. Ciao ragazzi, grazie, ciao.
Mio caro hai già guardato dentro? Già. Hai già guardato dentro? Non va. No, non si può, non si può. Neanche la regia sa cosa c'è qua dentro. Vediamo un po' se arriva ancora una telefonata, altrimenti andiamo in pubblicità, poi torniamo con la musica, i messaggi, un altro giochino. Vediamo se è la telefonata in 5, in 4, in 3, in 2, in 1. Secondo me sono a casa che ci pensano. Sì. Ma scusami, non è il navigatore, non è una lettera, non è... Hanno detto tutti delle belle cose giuste, però... giuste, ma forse un po' scontate, no? Nel senso, non è... Sì. Bisogna anche... telefonata, l'ultima, poi andiamo in pubblicità. Pronto, chi sei, da dove? Buonasera, ci riprovo, sono Andrea di Borgomasino. Andrea. Ciao Andrea, ormai ci sentiamo quasi tutti i giorni, sento più te che la mia mamma e questo... Andrea, a me fa piacere, però mi farebbe piacere dirti sì, hai vinto lo zaino, provaci. No, non ci riuscirò neanche stavolta. Allora, io ti dico chiave. Chiave? E dimmi anche il perché. Allora, magari non so in albergo, la chiave numero tot. La chiave di casa e poi non so in forma simbolica quando vengono date in realtà le chiavi o la chiave di un comune, di un paese in questo caso, e la chiave via e chiave non riesco tanto ad associarle. Neanch'io. Non è l'oggetto. Non è l'oggetto, però. Vuoi fare dei saluti nel frattempo? Allora risaluto gli amici che questa sera incontrerò del Caffè della Piazza di Vestignè. E salutiamo anche noi. Ciao amici del Caffè della Piazza. Grazie. Ciao, buonasera Luciano. Buonasera, grazie. Ciao, grazie. E voilà, grazie amico. Ci sentiamo la prossima settimana. E adesso pubblicità, poi torniamo subito. Nel mondo io camminerò tanto che poi i piedi mi faranno male. Io camminerò un'altra volta e a tutti domanderò finché risposte non ce ne saranno più. Io domanderò un'altra volta. Amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male che come il sole all'improvviso scoppierà nel mondo. Io lavorerò tanto che poi le mani mi faranno male. Io lavorerò un'altra volta. Amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male che tanto che come il sole all'improvviso scoppierà. Per i vostri messaggi. Nel mondo tutti io guarderò tanto che poi gli occhi mi faranno male.
Luciano Bianchini per voi. Allora, vediamo un po' che ore sono. Mancano 10 minuti, abbiamo il tempo per una telefonata. Vediamo se arriva subito, ma deve arrivare subito. Vai regia con gli indizi sopra di me, altrimenti andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Vinci lo zainetto. Gli indizi sono comune, paese, casa, via, numero. Vediamo se arriva la telefonata. Vediamo. In 5, 4, 3, 2, 1. Stasera la telefonata non arriva, lo so che non è facilissimo, ma se ci pensate bene, perché comune sì è un comune, ma potrebbe anche essere un'altra cosa. Regia, vai con i messaggi. Sì. È arrivata la telefonata adesso, un po' in ritardo, che girandola di musica ci offri sempre. Grazie Dani. Ciao, che girandola di musica, bella, grazie. Buon weekend a tutti, vi aspettiamo lunedì. Silvia da Montalciata, certo, lunedì insieme a me, Juanita, Alessia Chelucci. Ciao Enrico e tutta Casa Peiretti, buon weekend al tuo migliore amico Andrea di Borgomanero. Ciao Andreino, grazie mille. Grazie Andrea. Bravissima Evelyn, sei eccezionale, un bacio dalla sponda piemontese Lago Maggiore. Marco Ine, questo è un messaggio addirittura di martedì, però vabbè, è rimasto lì nell'etere ed è arrivato oggi, quindi grazie a Marco. Salutiamo Evelyn che ha fatto una puntata strepitosa e tornerà verso metà ottobre, anzi mo vi dico esattamente anche quando torna di preciso. Evelyn torna il 14 più metà di così. Buon 17° anniversario, buon 17° anniversario a Romina e Fabio di Alba, vi vogliamo tanto bene. Daniele e Luca da Ceva, auguri, 17 anni insieme, che meraviglia. Bravissimi Luciano ed Enrico per le canzoni che cantate. Salute, lo dice Pina. Ciao Pina, grazie. Ciao Pina. Oh, ma che meraviglia, è tornato il maestro Guru, un abbraccio grande. Questo so io. Chi è che ti chiama Guru? È una mia alunna. Sì? Sì. Ma dai. Grande Guru. È una tua fans? Ciao Silvietta. La fans Guru. No, vabbè, no. Fans Guru, virgola. Si scherza. Ciao Silvia, hai detto? Ciao Silvia, ciao Silvia. Anche Micio vi guarda, bravi Lili d'Aurora. Ciao Micetto, ciao. Bello. Micio. Ciao. Bentornato Luciano, bravissimi tutti. Antonia da Torino. Ciao Antonia, grazie. Grazie Antonia. Ieri hanno vinto lo zaino a Torino. Sì. Ieri. Ciao Enrico, ciao Luciano, bentornato, un abbraccio per due. Grazie Amedeo. Grande Amedeo, ciao. Grazie Ame, grande puntata la nostra ieri sera. Se volete andarla a rivedere, andate sul canale YouTube di Casa Peiretti, mettete un mi piace, iscrivetevi. Buona serata amici, Enrico e Luciano, siete sempre più belli. Ciao dal tuo amico Johnny da Torino. Ciao Johnny. Siamo come il Barolo, più invecchiamo più diventiamo buoni. Sì, più o meno. Io più invecchio più ne ho una, se non 2 o 3 tutte in fila, vabbè. Sarà l'età, sarà non lo so. Legga. Ciao Enrico, possiamo richiederti se è vero che ci sei di Antonacci? Buon fine settimana amici, viva Casa Peiretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Ve la faccio volentieri lunedì. Un brano pazzesco che a me piace tantissimo, grazie per avermelo ricordato. Bravi amici, ciao Giovanni, ciao Silvia, ciao Alessandria. Ciao, mi chiamo Tommaso e ho 9 anni, mi metti rossetto e caffè. Amore mio, l'abbiamo fatta ieri sera, però ascolta, tu vai su YouTube, ok? Digiti Casa Peiretti, iscriviti al canale, poi vai in ordine cronologico dalla più recente e c'è subito Rossetto e Caffè, l'ha cantata Amedeo ieri sera. Un abbraccio fortissimo, ciao Tommaso, grazie, ciao. E l'ha cantata anche bene, quindi è un piacere andarla a sentire. Bene. Bentornato Luciano a te, ormai famosa chitarra rossa, dai Juanita. Ciao Juanita. Juanita. Ciao Juani. Ciao Enrico, domani è il compleanno di zio Già, 58 anni, che è un tuo grande ammiratore. Gli fai gli auguri, siamo quelli del Civico 9. Regia, vieni in diretta. Regia, in diretta. Vieni. Non è che non siamo in diretta adesso, ma dammila uno, regia. Oh, auguri zio Già. Tanti auguri.
e continua sempre a seguire Casa Peiretti. Bravo zio Già, tanti auguri, buon compleanno. Scusa regia, a posto, quel che devo fare ho fatto, torniamo normali. 58 anni mica si coppiano tutti i giorni. No. Poi salutiamo anche quelli del Civico 9. Ciao ragazzi. Ciao, a sapere ti volevo soltanto chiedere se per caso potevate cantare la canzone Siamo quelli del Siamo di Max Pezzali, grazie. Tra le tante che non so di Max Pezzali, ci sono tante che so, e alcune che non so, tra quelle alcune c'è questa che non so. Però la vado ad ascoltare. Aspettavo il venerdì per sentire un bel canto e buona musica. Grazie per l'ora spensierata. Un saluto grandissimo a Enrico, sempre al massimo, e un saluto speciale a Luciano con la sua chitarra rossa. Non suona, parla. Osvaldo da Venaria Reale. Grazie Osvaldo, ciao. Pensa che ho sentito tanti chitarristi che neanche loro suonano, neanche loro la chitarra parla. Abbaia. E non te dico come. Vabbè, pazienza, ognuno. Attenzione, ciao Enrico, sempre bravo come sempre, quando puoi mi fai ascoltare Io per lei dei Camaleonti. Benvenuto al bravissimo Luciano, buon weekend a tutti. Massimo Valeria, guarda, è un brano che è nel repertorio di Amedeo, quindi Amedeo lo ascolto. Io per lei, Camaleonti, giovedì, quando ci sei non mi ricordo più, però prossima settimana c'è, quindi Io per lei morirei. Ciao Massimo. Ecco là, ok. Andiamo, grazie Massimo, grande richiesta, bellissimo brano. Grazie Casa Peiretti, che piacere ascoltarvi. Bravo Enrico, arrangiamenti top. Super il maestro Luciano, un saluto da Franca. Grazie Franca. Ciao, grazie. Mi fa piacere l'apprezzamento dell'arrangiamento, perché ogni canzone mi porta via dalle 5 alle 12 ore per creare qualcosa di nuovo che non si è ancora sentito, altrimenti sono tutte uguali. Quindi bene. Bentornato Luciano, un saluto a tutti. Tania. Ciao Tania, ciao, grazie. Bellissima serata, che grande rientro e felice ritorno quello del maestro Luciano. Bravi. Giulia, grazie Giulia. Ciao Giulia. Ciao. A sapere, questo l'abbiamo fatto prima questo. Sì, l'abbiamo letto questo, però ci fa piacere che ce lo ricorda anche la regia, che dobbiamo imparare un pezzo. Tanti auguri Elisabetta di San Benigno, da Cecilia, Diana e Vanessa, Marzia. Auguri Elisabetta! Ciao, auguri. E un saluto a Cecilia, Diana, Vanessa e Marzia. Grazie. Ciao Enrico, ciao Bianchini, hai ringiovanito il tuo viso, Milena. Hai capito? È perché ho tagliato i capelli. Hai tagliato i capelli. Fatto bene. Leggi perché a me viene la tossire. Sì, ok. Secondo un poco attendibile Vangelo, nell'ultima cena volevano poi sballarsi. Matteo portò il whisky, Luca portò la grappa, Giovanni portò il gin, Marco portò la vabbè. E Giuda portò i carabinieri. Livio! È sempre lui. Ognuno. Mamma mia, Livio. Ciao. Peperino. Buona serata, buon inizio canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao Elena, grazie. Ciao Elena, grazie Elena. Bravi, belle canzoni, ma questa sera vi siete superati, lo dice Samantha. Ciao grazie. Samantha. Addirittura, grazie Samantha. Signore e signori, siamo arrivati alla fine di questa settimana, di una gran settimana. Vi rifaccio vedere gli indizi. Regia sopra di me, in modo che avete tutto sabato, avete tutta domenica per pensare cosa lega insieme la parola comune, paese, casa, via e numero. Tutte queste parole hanno un comun denominatore, un oggetto che è nascosto all'interno dello zaino. Pensateci, e lunedì provate a giocare con noi. Il maestro Luciano Bianchini. Ciao a tutti, buon weekend. Ottima regia del nostro Bravissimo. Alberto. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 alle 21:30, tra mezz'oretta esatta. Se vi siete persi qualcosa, lunedì qua con me Alessia Chelucci. Un ringraziamento sempre a Giuliano Falco e un in bocca al lupo a tutti voi. Come direbbe qualcuno, e questa sera gliela copio. Che Dio vi benedica. Ciao! Ciao a tutti, Enrico Peiretti.